Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. City of tiny lights. Go, do you wanna go? Hear the tiny auto call. When they tiny blow. Oh, the lightning in the storm. Oh, the lightning keep you warm. Oh, the pillow. Talking about them tiny cookies. Let the people eat. City of tiny lights. Hey, baby, you should know that it's over me. Time to get some work. You can see it anytime when you get the squints from your downers and your wine. You're so big, it's so tiny. Every cloud is silver lining. The great escape for all of you. Buonasera, a voi la linea. Buonasera a te Natalia, scusami Frank se ti abbiamo tagliato, ci ha dato il benvenuto sempre il nostro Frank Zappa con City of Tiny Lights, che è questo pezzone di Shake Your Booty che risentiamo in questa parte live di un Halloween del 1977. Io sono Lorenzo Viviani e insieme al mio alter ego Antonino Danna vi accompagneremo per quest'ora fino alle 18:30. Ci sei o non ci sei? Aspetta che busso. C'è nessuno? C'è nessuno in casa? Pronto? Pronto? E segnale Antonino uscita. Era un po' razzista perché è usato un luogo comune così, proprio brutto, in maniera becera. Un po' classista perché hai detto che le persone di quella nazionalità fanno solo quel tipo di mestiere e poi l'hai fatto anche male perché l'L era proprio terrificante. Il signore Antonino è uscito. Oh. Dichi. No, vabbè, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Chilometro Zoom, il drive time in mezzo ad agricoltura, pesca e ambiente, che vi ricordo essere anche crisomicrofonato programma di questa non radio. Sappiamo perché... per quale strano motivo ci hanno premiato in quegli anni. Vi vorrei ricordare che proprio in questi giorni, 2 anni fa, ci hanno dato il microfono d'oro e l'anno scorso l'hanno dato ad Alessandra Mori per Pop che Economia. Se lo merita sicuramente più di noi. Come no, salutiamo Alessandra, il professor Gualtieri, Baddiolli, tutti quanti, Nino Sunzeri, insomma, tutti quanti. Allora, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Questa è la puntata numero 1232 di oggi, venerdì 10 di luglio del 2026. Che dire di più che naturalmente www.radiolibertà.net. Fesso, chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente
del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 0292947222 se volete essere dei nostri e naturalmente interloquire attraverso il telefono. Lorenzo, allora, con questo caldo porco come vanno le cose? Mi piace, ora lo consiglierò a Giuliacci. Prossima volta che lo vedo, che lo incontrerò, gli dirò: guarda, Piatilo, sfogati un po' anche te. No, ma io ti ho visto, bello lì, che è sempre tutto perfettino, invece entra nelle tue previsioni e dici: la prossima settimana sarà un caldo porco, ci sarà. È più bello, ecco, scusami. Beh, ma caldo porco ci capiamo subito, anche perché, scusate, ora che l'anticiclone dell'Azzorre non si chiama più così come quando lo chiamava la buonanima il colonnello Bernacca, ma ci abbiamo Caronte, Nerone, Poppea, Asdrubale, Euridice, Orfeo, Picchio primo, Picchio secondo, Picchio De Sisti, cioè, ma... Picchio De Sisti. Bella, che citazione. Porca puttana, 1, 2, 3... No, cazzo me ne frega a me, No, com'è che dice? 1, 2, 3. Allora Canà, cosa dice Canà? In conclusione, Picchio De Sisti. Ma Picchio De Sisti si è espresso bene su di lei. No, io Picchio De Sisti e l'espresso pure la noce del capocollo. La noce del capocollo. Meraviglioso. Io e te siamo come se abbiamo la solita frequenza d'onda, ci capiamo subito. Io e anche te, se ci separa un grande amore e niente più. Io e te, le corse fin laggiù. Natalia, ma devi fare il doping questo qua, qual canale? Natalia, allora andiamo in onda, forza, Baddiolli, allora. Aria fritta. Sì, ma la verità è che io sì, lo ammetto, io sono Pier Vittorio Scimia. Ebbene sì, grandissimi. Mi sono finto Antonino Danne in tutto questo tempo, ma in realtà il mio compito, la mia missione era prendere il potere totale sulla radio, grandissima radio. E beh, d'altronde c'è una figlia da mantenere in Germania, quindi... Abbiamo appurato che poi alla fine della puntata era sua figlia, lei, Sì, alla fine era sua figlia, perché malgrado lui abbia avuto appunto la visione di Giulio Cainarca che gli diceva sono io il padre di Liliana, lui si risvegliava da questo sogno, qualcuno bussava e Liliana gli chiedeva sei tu mio padre, e lui lì insomma si capiva, è una commedia dell'agnizione, come ci spiegavano certo che la al visione di liceo. Giulio Cainarca è meravigliosa, la visione di Giulio Cainarca. Sì, la visione di Giulio Cainarca, bene, abiti celesti era? Esatto, che gli diceva ma Pier Vittorio, no? Col tono del mega direttore galattico in Fantozzi. Ma Pier Vittorio, non lo hai ancora capito, il papà di Liliana sono io. Oh, grazie Giulio, veramente. Povero Giulio che si sarà prestato anche a questa cosa qua. Povero Giulio. Vabbè, scusa, tutta la saga della cozza ne vogliamo parlare, con Donna Spreno Monopoli e tutto il resto, cioè... Ma di che cosa dobbiamo discutere veramente? Va bene, grazie. Possiamo andare oltre, io direi. Sì, andiamo oltre. Fare proprio una brutta figura. Io direi che potremmo chiamare la nostra ospite quando... Ma tanto noi la brutta figura l'abbiamo fatta ogni venerdì, quindi non ti preoccupare. Cioè... intanto però sì, Natalia, per favore, chiama la nostra graditissima ospite che insomma stasera parliamo... Di che cosa parliamo, Lorenzo? Di cosa parliamo? C'era caldo. Io, fra parentesi, oggi sono riuscito nella pausa pranzo a scaraventarmi un attimo in acqua, quindi mi sono fatto un bagno alla veloce, faccia mia. alla faccia tua. Faccia mia. Sì. Non lo avrei raccontato. L'ho raccontato solo. Ma a questo punto io avrei una proposta, scusami.
Dici. L'ultima puntata la dobbiamo fare al mare e poi ci buttiamo in acqua. Poi ci buttiamo in acqua, tipo, così. Sì, Poi fai, esatto. così, Chiudiamo la stagione tuffandoci in acqua. Tipo, A questo tipo punto, Natalia, Pernacchione, Natalia, no, Pernacchione, Natalia, poi no, facciamo bene. dai, ti prego, Bene, anche perché bene. la nostra Ora gradita ospite è già al telefono. Bravissimo, infatti ritorniamo seri, e la nostra gradita ospite, che non abbiamo né spoilerato, però avete già capito, parlavamo di mare, di pescarci, clima estivo, e poi vabbè, io non voglio mai esagerare con questo argomento perché naturalmente è un po' nel mio background, no? Quindi insomma, però, quando si deve parlare di pesce, quando si deve parlare di prodotti ittici, si parla di prodotti ittici soprattutto quando se ne consuma un po' di più, anche in vista un po' delle scorribande, delle vacanze al mare che fanno tanti di noi. Chi è un po' più fortunato, io fortunatamente ci vivo alla facciaccia di Antonino Danna, però insomma anche lui mi verrà a trovare. Grazie. Quindi chi possiamo chiamare nel momento del bisogno per darci qualche informazione utile e anche magari per parlare insomma della politica che si fa sulla filiera del settore ittico. L'unica che ci può dare una mano in tutto questo è la nostra graditissima amica di Radio Libertà, Valentina Tepedino, medico veterinario, che è naturalmente editrice insomma, anima di Eurofish Market, ma soprattutto del suo blog, che non mi ricordo più, Informare per non abboccare. Esatto. Giusto? Brava, hai visto? Esatto. Ho fatto la suspense perché tutti mi prendete per uno che si pesca le cose, per rimanere in tema di pesca, e invece alla fine ce l'ho fatta. Ciao Valentina! Ciao, volevo unirmi anch'io all'ultima puntata, se era possibile, per il tuffo. Volentieri. Tutti No, allora, un momento. Se davvero Valentina si unisce a questa cosa, la facciamo per davvero. Vabbè, Valentina è pericolosa, Antonino, quindi la fate non Sì, davvero. perché io mi tuffo di panza, non per altro, Valentina. Quindi quando io mi tuffo in acqua sollevo una certa colonna di spruzzi. Quindi a tuo rischio e pericolo. Ti porta il surf, no? Come si dice? Ti ci vedo bene col surf, dai. Allora, detto questo, Valentina, raccontaci un po' intanto le situazioni, perché anche, diciamo, ci stavamo scambiando alcuni messaggi, ci sono delle situazioni di emergenza, quindi delle filiere in crisi. Sì. Quindi partiamo un po' da un po' il report, come sta andando la stagione sul lato della pesca, dell'allevamento, i dati che hai, le situazioni che anche ti arrivano all'orecchio della filiera italiana, sia dei produttori sia, diciamo, della distribuzione. Sì, la situazione è che la filiera ittica italiana un po' arranca, parlo di produzione nazionale, per quanto riguarda diversi, diciamo, settori di produzione. In questo momento una delle botte principali l'ha avuto il mondo delle cozze, perché in particolare per il gran caldo e la mancanza di ossigeno, soprattutto nelle aree lagunari che hanno chiaramente l'acqua più bassa e tutta una serie di condizioni particolari, sono morte tonnellate di cozze la settimana scorsa. E questa crisi si aggiunge a quella del granchio blu, no? Che aveva già ridotto le produzioni non solo di mongola verace, ma anche di cozze. Fra parentesi, quando parli di quei muscoli, di quelle cozze, parli sempre fra parentesi, uno dei prodotti certificati, perché sono anche è l'unico linea dove c'è proprio stata una moria delle più principali, è l'unica certificata come denominazione di origine protetta, quindi è l'unica cosa DOP che c'è, e hanno avuto veramente una catastrofe adesso che si è lì la settimana scorsa, quindi però anche questo per dire che chiaro, lì sicuramente in futuro si può fare qualcosa, sicuramente la prevenzione è fondamentale, quindi scavare intanto soprattutto queste aree, tenerle pulite, dei canali, no? Il più possibile verso il mare, e poi tante altre precauzioni. Però una cosa veramente importante sarebbe quello che diciamo sempre quando ci troviamo, no? Sul vostro canale,
è di sostenere noi tutti, quelli che ci ascoltano, il prodotto ittico italiano, magari acquistandolo soprattutto quando è stagione, perché per esempio per la cozza questa è la stagione italiana, cioè la cozza italiana c'è nei mesi caldi e fino a un certo punto, perché la cozza DOP ad esempio già tra metà luglio e agosto finisce, perché non ce la fa nell'area dove ce l'hanno ad averla per così tanto tempo. Ecco, cerchiamo di privilegiarla, di sceglierla e non pensiamo che debba costare di meno perché è italiana, perché altrimenti i nostri produttori tra un po' faranno altro. Quindi questo è veramente parentesi importante. Molte volte... Ti ricordi che ne abbiamo parlato anche molto spesso, ci sono marchi, diciamo, rinomati a livello italiano, tanto di rispetto, tanto di cappello, fanno in tanti, ma che poi giocano molto con la riimmersione, mentre lì si parla di un prodotto che nasce e vive in un territorio, quindi diciamo ha tutto il suo ciclo biologico. Un ascoltatore una volta ci ha mandato questa etichetta con origine Spagna, allevato Sardegna in questo caso, e sembrava quasi giorni nelle nostre acque. Io dico questo si può fare, ma magari quando non è stagione della nostra, giustamente uno dice vabbè non riesco a prendere la mia, prendo almeno una che è stata reimmersa nelle nostre acque, cioè ci sta, però quando è la stagione della nostra cerchiamo davvero di premiare i nostri produttori perché ne hanno veramente bisogno, quindi proprio un appello che dobbiamo fare, perché molti, ma per non conoscenza, oppure perché guardano sommariamente, no? Come hai detto tu adesso, quando tu dici raccolta nelle acque magari c'è scritto rimmersa, ma uno non ci fa caso perché comunque non è che stai lì a studiare dopo quando acquisti. Però ecco, almeno, non dico tanto, io dico una volta ogni 2 settimane cerchiamo con precisione, chiediamo un prodotto italiano. Cioè posso chiederti, Valentina, una domanda fuori programma, poi lasciamo la parola ad Antonino. Io vedo sempre, e naturalmente, io per prendere quelle cose lì, poi magari ho dei pregiudizi, però trovi sempre questi mix congelati, mezzi sottovuoto, dove trovi un po' di tutto per fare il riso. E vedi tante volte, magari che non ci sono neanche specie, che non ho mai neanche bazzicato, neanche per sbaglio il Mediterraneo. Qual è il consiglio? Fra andare nel discount e prendere la prima cosa congelata o per fare un risotto, cosa possiamo dare un consiglio? Anche una persona, diciamo, che non ha tutti questi soldi da spendere, perché poi purtroppo il pesce si mangia al ristorante e se lo mangi bene è inutile che ce lo raccontiamo, è difficile che spendi poco, perché c'è lavorazione, c'è lavoro, anche una specie povera va valorizzata e quindi dietro c'è sempre le ore di qualcuno e l'inventiva di qualcuno che l'ha valorizzata, quindi è giusto pagare. Ma un consiglio che possa dare a una persona, perché io mi immagino un ascoltatore che ascoltava la radio e diceva fate i conti, però poi andare a mangiare il pesce costa. Cosa gli possiamo consigliare per mangiare qualcosa di sano, di fresco, però che si possa cercare, trovare anche magari da chiedere, così anche da lanciare questo guanto come sfida al commercio, no? I consumatori cominciano a chiedere un prodotto, magari qualcosa alla pescheria o al supermercato. Guarda, Lorenzo, esattamente è il consumatore che può fare la differenza, perché noi l'abbiamo sempre detto, subiamo il mercato e non facciamo il mercato, cioè compriamo quello che vediamo in vendita invece dovremmo essere noi a chiedere esattamente quello che vogliamo, soprattutto perché quello che in vendita ultimamente non rappresenta più il nostro territorio nella gran parte, noi importiamo quasi l'80% del prodotto ittico, certamente non ne abbiamo così tanto, ma neanche ne abbiamo così poco da non avere più rappresentanza sui banchi della pescheria. E quindi, torno una bomba su quello che chiediamo, è innanzitutto un appello alle pescherie, in particolare anche le pescherie tradizionali e alle pescherie nei supermercati, non dico tanto, ma di avere almeno 2 o 3 referenze 100% italiane, perché basterebbe questo a garantire la sopravvivenza della filiera, quindi un impegno vero, reale, chiaramente pagandolo in modo corretto, non avendo chiaramente il super sconto. E dall'altra il consumatore, per esempio, invece di prendere quello che dicevi tu nel banco congelato, che se leggono dietro bene l'etichetta ci sono le denominazioni latine
di specie che mai ha visto il Mediterraneo e che le mangi solo se le compri nel banco congelato. Intanto non esiste un congelato italiano, cioè non ci sono realtà che si sono messe a fare un congelato italiano di qualità 100%, cioè ci sono sono partiti alcuni progetti, ma non si è mai concretizzato tantissimo. Ci sono proprio veramente dei piccoli progetti, no? Che non tanto diffusi. E allora a quel punto, per suggerire, io vedo che ogni tanto, proprio per la questione anche del risparmio, dato che si può fare, mi dà 4 cozze fresche, perché si può aprire il sacchetto, cioè chi è il reparto pescheria può farlo. Mi dai 4 cozze, mi dai 4 fasolari, mi dai 4 lupini, adesso a seconda delle persone che a tavola, e allora me le faccio io, invece di comprarmi il prodotto congelato, spendo praticamente come spenderei per il congelato per mangiare un prodotto che mi arriva dall'altra parte del mondo, ma invece lo prendo al banco del fresco. Normalmente quelle vive sono quelle che sono del nostro territorio. E c'è la differenza abissale, in questo periodo. Io ogni tanto anche al ristorante per me, poi purtroppo che sono abituato a certi tipi di gusti, quando mi siedo e sento questo diciamo il risotto pronto, quelle 4 specie che vedi proprio dentro messe lì, è veramente, invece lì magari con 4 cose si riesce ad avere già un gusto e senti magari insomma quella cosa in più che fa sentire la freschezza del prodotto. Antonino, sì. Ti sei venuta la collina in bocca, te cosa fai? Sei in silenzio, cosa stai combinando? No, io preferisco ascoltare, così imparo. No, volevo chiedere una cosa a Valentina. Allora, l'anno scorso abbiamo parlato di granchio blu, abbiamo parlato di vongole uccise, soffocate in tutti i modi possibili e immaginabili. Abbiamo visto la Meloni che cucinava il granchio blu. Beh, allora, in questo paese non va mai a finire niente ed è sempre tutto provvisorio, però a te lo chiedo, com'è andata a finire col granchio blu? Allora, Antonino, praticamente la situazione è questa, che noi adesso abbiamo una grossa produzione di granchio blu che ancora non valorizziamo particolarmente bene, nel senso che lo continuiamo a svendere molto. Intanto girano ancora un sacco di progetti fuffa dove soluzioni assurde, impensabili, sperimentali, che dopo praticamente quasi 3 anni direi che possono anche bastare, cioè sappiamo già cosa dobbiamo fare. Il progetto secondo me più avanzato è quello che fa Polesine, avendo trovato questo grosso riferimento che vende in America, dove lì acquisiscono gran parte di questo granchio pescato e lo cuociono, lo congelano e poi lo trasferiscono sul mercato Sri Lanka e Messico, dove viene lavorato in polpa e venduto a carissimo prezzo al mercato americano, in modo che loro poi possono pagarlo anche in modo più dignitoso al mercato italiano, cioè al produttore. Questo è l'unico progetto di mia conoscenza che ha dato un po' di concretezza a quello che è la produzione di granchio blu, che comunque è diventata ormai è diventato un prodotto non strano, cioè non è all'octono, ma è comunque ormai diffuso dappertutto quasi, in più zone rispetto a quelle di cui abbiamo parlato nelle altre interviste. Certamente c'è molto da fare ancora, perché c'è molti che ancora perdono tempo in sperimentare cose anche abbastanza inutili, detta come va detta, secondo me. Diciamo un'altra cosa, quest'estate come facciamo a sostenere i nostri pescatori soprattutto? Qual è il modo per aiutarli al meglio in un momento in cui costa troppo il carburante, pesce, insomma, diciamo che c'è un punto interrogativo? Beh, allora che si fa? Allora, si fa che bisogna andare a proprio dare fastidio, secondo me, in pescheria, che sia supermercato, che sia pescheria tradizionale, che sia chiunque, dove compro e dico: io voglio prodotto italiano, che cos'hai oggi di prodotto italiano al 100%? Perché non lo scrivi in etichetta se è italiano al 100% e me lo stai dicendo? Qual è? Ma proprio perché hanno bisogno di sentirselo dire, per dire: adesso quando vado ad approvvigionarmi al mercato all'ingrosso cerco qualcosa di filiera. E sicuramente ci vorrebbe che anche noi trasferissimo il più possibile
nomi di pesci, insomma, che sono un po' diversi, no, dal solito, perché loro dicono, io lo comprerei anche, ma non so, questo palamita, no, questo tonnetto è alletterato, cioè di dare delle denominazioni, dice guarda lo sperimento perché l'ho sentito, voglio proprio provarlo perché mi dice che no, può essere il pesce serra, come dicevamo l'altra volta, cioè devo aiutarli un po' e anche aiutarli a capire come cucinarli, perché molti hanno paura, dicono lo compro e poi come lo preparo, che non so come farlo, e quindi per semplicità poi tornano al solito prodotto, i prodotti che sappiamo, insomma. Quindi chiedere, proprio rompere le scatole su è italiano, Certo. dove è stato pescato, cioè far capire che c'è voglia di Quindi prodotto scegliere, del nostro territorio. Valentina, scegliere, fra parentesi, oggi ho visto bellissimo alletterato, tonnetto alletterato, che consiglio anche di prendere, come la palamita e altri pesci simili, che hanno veramente una marcia in più se consumati freschi e lavorati bene, naturalmente, sempre. E quindi scegliamo chi dichiara che il prodotto è italiano, del Mar Ligure, del Tirreno settentrionale, del Canale di Sicilia, del Canale di Sicilia potrebbe essere da parte, però diciamo dell'Adriatico, chi dà più informazioni lo prendiamo, e chi non dà informazioni chiediamo perché non ce le metti? Hai del prodotto italiano? Domandiamo. Grande consiglio. Valentina, però il tempo ci corre dietro, quindi io ti ringrazio e magari prima dell'ultima puntata o proprio per l'ultima puntata ti richiamiamo per fare un po' il punto della situazione. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao Grazie Valentina, ancora. ringraziamo Valentina Tepedina, ricordiamo il suo blog Informare per non abboccare. Adesso vi lasciamo al nostro direttore responsabile Giovanni Salustri per Liberamente. Noi ci sentiamo tra poco. Avete ascoltato Chilometro Zero.